Buongiorno a tutti voi cari amici, ci troviamo in provincia di Udine. Vedete questo castello, è chiamato il Castello della Madonna, perché qui è nato proprio di fronte a questo castello è nato il santuario della Madonna missionaria. Allora la statua della Madonna era stata portata in tutte le parrocchie della diocesi di Udine subito dopo la guerra per ringraziare il Signore per la fine di questa guerra terribile, la seconda guerra mondiale. Però non c'era ancora la chiesa, ecco vi faccio vedere adesso proprio la facciata della chiesa. Hanno pensato allora di costruire questo santuario e di conservare qui la Madonna pellegrina, la Madonna che aveva fatto questa peregrinazio in tutta la diocesi di Udine. Infatti all'interno del santuario c'è proprio la statua, c'è anche un grande dipinto che ricorda le varie comunità che hanno accolto la Vergine Maria. Il santuario quindi è stato costruito, si sono iniziati i lavori nel 49, 49-50 ed è stato poi inaugurato dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Giuseppe Nogara, il 25 aprile del 1953. Quindi un luogo molto bello, siamo qui proprio nel piazzale, di fronte, antistante alla facciata del santuario. Da questo luogo un caro saluto, un grande abbraccio a tutti voi e buona giornata.